Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Cordiale saluto gentili amici e amiche, ben ritrovati a questo appuntamento con l'informazione su friulitv.net. Apriamo subito con gli aggiornamenti dal Friuli Venezia Giulia. I carabinieri della compagnia di Tolmezzo hanno tratto in arresto 2 dei 3 autori della tentata rapina da 35.000 euro di martedì scorso in una casa a Montenarsi ai danni di una persona anziana. I militari hanno recuperato anche la refurtiva restituita al proprietario. Ricerca in corso per stanare e porre agli arresti anche il terzo componente della banda. Restiamo in tema per dire che ieri sera, i carabinieri della sezione radiomobile di Udine, a seguito di una richiesta pervenuta attraverso il 112, sono intervenuti in piazzale 26 luglio dove hanno bloccato e arrestato per il reato di furto in abitazione un 39enne con precedenti di polizia residente in città che poco prima aveva rubato da un cortile condominiale ubicato in Viale Duodo la bicicletta di proprietà di un 36enne residente anch'egli a Udine del valore di 300 euro, che successivamente è stata restituita al legittimo proprietario. Il malvivente, al termine delle formalità di rito, è stato ristretto ai domiciliari presso l'abitazione di residenza in attesa del rito direttissimo come disposto dall'autorità giudiziaria. Oggi l'arresto è stato convalidato e l'uomo, rimesso immediatamente in libertà, è stato posto alla misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Parliamo adesso di traffico perché stiamo per arrivare al primo weekend con l'esodo estivo. A partire da domani è previsto traffico intenso sulla tangenziale di Mestre e sulla 4 in direzione di Trieste, sostenuto in direzione Venezia con possibili condizioni di criticità dal pomeriggio e code alla barriera dell'Isert. Per sabato i transiti si intensificheranno con possibili code in entrambe le direttrici in prossimità degli svincoli che servono le località balneari della nostra regione del Veneto. Rallentamenti si potrebbero verificare anche sulla 23 in direzione di Palmanova. Situazione analoga si dovrebbe verificare domenica. Sono le previsioni della concessionaria Autovie Venete che ha predisposto un piano di viabilità estiva con 2 protocolli operativi e una task force di 180 persone in 24 ore tra tecnici degli impianti, operatori di sala radio, manutentori, esattori e ausiliari al traffico. I 2 protocolli sono articolati nel bypass A27 a 28 in caso di lunghe code sulla tratta Mestre-Portogruaro e nella deviazione di flussi veicolari al casello di Villesse per i veicoli diretti in Slovenia e Croazia in caso di incolonnamenti alla barriera dell'Isert. 4 sono i weekend critici, secondo le previsioni: 30-31 luglio, 6-7 agosto, 21 agosto e 28 agosto. L'invito all'utenza è quello di informarsi prima di partire scaricando l'app Info Viaggiando o chiamando il numero verde 800 99 60 99. Come sempre, massima prudenza per chi si mette in viaggio. E adesso andiamo a Gorizia perché il sindaco Rodolfo Ziberna tuona, mediaticamente parlando, contro l'opposizione. Sembra davvero che la minoranza consiliare a Gorizia non abbia argomenti, problemi più urgenti e importanti se non insistere nel chiedere, come hanno fatto ieri con una mozione consiliare, insistere nel chiedere al sindaco e alla giunta di concedere il patrocinio al Pride FVG che svolgerà la sua manifestazione finale il 4 di settembre prossimo a Gorizia. Premesso che noi parliamo solo di patrocinio, non abbiamo negato, ma anche perché non compete al comune, non abbiamo negato la possibilità dello svolgimento degli eventi, ma solo il patrocinio, ribadendo però assolutamente che siamo rigorosamente contro ogni forma di omofobia, contro ogni forma di violenza, contro ogni forma di discriminazione, perché ciascuno ha il diritto di amare chi vuole, indipendentemente dal sesso. La storiella però che vi vorrebbe far passare l'associazione
senza fini politici e gli eventi altrettanto senza fini politici, assolutamente cariamoci, non corrisponde al vero. Nel manifesto del Pride of Friuli, facilmente scaricabile da internet, si chiede, non politico dicono, si chiede l'approvazione di quel DDL Zan che sta spaccando il Parlamento e peraltro anche la sinistra. Noi siamo per un nuovo testo, un testo migliorato di DDL Zan, senza entrare adesso nel dettaglio. Nel manifesto del Pride of Friuli si chiede la chiusura di CPR, incluso quello di Gradisca. Permetterete che noi invece siamo per il mantenimento del CPR perché a nostro avviso, e credo anche ad avviso dei cittadini goriziani, gli extracomunitari, ma vale per chiunque, chi ha violato la legge non può girare indisturbato sulle strade delle nostre città. Nel manifesto si chiede di rimuovere i crocefissi dalle scuole, altro che non senza fini politici. Si chiede di rimuovere i crocefissi dalle scuole e viva Dio noi siamo invece perché rimanga questo segno nelle scuole, che rimangano i crocefissi nelle scuole. Vorrebbero far passare per omofobi perciò chi è contro il DDL Zan, chi non vuole chiudere i CPR, chi vuole mantenere i crocefissi nelle scuole. Ed è omofobo chi sostiene questo? A questo punto, credetemi, è molto più facile ritenere, pensare che si usi strumentalmente l'omofobia per altri fini, questi sì, politici. Andiamo a chiudere con lo sport perché il Pordenone, aderendo alla campagna vaccinale nazionale d'intesa con le direttive delle autorità sanitarie e sportive, ha completato, a rientro del ritiro di Tarvisio, il ciclo vaccinale del gruppo squadra neroverde. Lo rende noto la società in un comunicato. Il club ha anche ringraziato il Dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria del Friuli Occidentale per la consueta collaborazione. Nelle ultime giornate dello scorso campionato di Serie B, i neroverdi erano stati duramente colpiti dal Covid, tanto da dover chiedere il rinvio di una gara per il grande numero di contagi. E con questa notizia chiudiamo qui questa edizione live del primo pomeriggio. Vi diamo appuntamento intorno alle 18 per un altro live con il nostro audio video giornale. Chiaramente eventuali aggiornamenti sul nostro sito www.friulitv.net. Grazie come sempre per la visione e l'ascolto e buona giornata a tutti. Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica Friulana. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Un'occasione da non perdere.